Io ringrazio i colleghi che hanno presentato questa mozione per come racconta il dramma che sta avvenendo in Bosnia e anche onestamente per l'impegno che chiede a questo Consiglio. Pensavo non avrebbe avuto alcun tipo di bisogno di essere rafforzata, sostenuta. Ma devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto, quello del capogruppo Panna, mi ha fatto riflettere su quanto invece evidentemente ci sia bisogno anche dentro questo Consiglio regionale di fare alcune considerazioni su ciò che questa mozione sottolinea e su qual è la nostra funzione istituzionale e politica. Perché vedete, c'è un primo livello di discussione che va un attimo capito, che è il livello umanitario che la mozione pone e che interroga le coscienze di ciascuno di noi. In Bosnia oggi, in Ungheria prima, in Grecia prima, in Italia al confine di Ventimiglia, si verifica da troppo tempo un dramma umanitario che è quello dei respingimenti, che è quello delle persone che non sono nelle condizioni di poter sopravvivere, centinaia e migliaia di persone. E fosse questa un'epoca in cui non avevamo coscienza e conoscenza di ciò che avviene a poche chilometri di distanza da noi, potevo anche capire che non ci facessimo carico dal punto di vista della coscienza di ciò che sta accadendo. Oggi però quelle immagini le abbiamo davanti agli occhi sempre. Ce le hanno ricordate recentemente i 4 europarlamentari del Partito Democratico, Alessandra Moretti, Brando Benifei, l'onorevole Bartolo e Maiorino, che sono fisicamente andati ad esercitare la loro funzione di europarlamentari sul posto e ci hanno raccontato esattamente cosa succede in Bosnia. E allora questa mozione chiede di aiutare persone che non sono nelle condizioni di vita accettabili, chiede solidarietà, chiede un aiuto per quei centinaia di minori non accompagnati che in questo momento sotto la neve, senza acqua potabile, sono costretti a vivere in condizioni inaccettabili, consigliere Pan. E io credo che non si può più negare umanità perché ce l'ha spiegato la narrazione e la propaganda politica. Allora questa mozione chiede: ha intenzione la Regione del Veneto di dare una mano? E la risposta è sì o no. Non è che si emenda questa richiesta. Sì o no. Poi c'è il secondo tema, e vado veloce, che ha introdotto l'assessore Pan per mistificare, io penso, ciò che abbiamo visto in televisione, sui giornali, nelle foto, e che è il grande tema della questione migratoria. Un racconto che la Lega di Salvini ha assunto come unico e principale, io penso anche come strategia comunicativa di criminalizzazione dei richiedenti asilo, delle ONG, delle organizzazioni del terzo settore che lavorano nell'accoglienza. Allora, almeno dentro questo Consiglio, questa voluta criminalizzazione comunicativa non può essere accettata. Perché, e lo dico a chi appunto ha pensato con le scorciatoie di risolvere i problemi, che un problema complesso, globale, come quello dei flussi migratori, non si risolve con le scorciatoie, con le soluzioni semplicistiche. Non si risolve lasciando morire i minori e le donne e i disabili e gli anziani in Bosnia. Non si risolve facendo la sceneggiata di non far attraccare le navi in porto, che poi infatti hanno attraccato perché non poteva che essere così. Non si risolve per esempio eliminando il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che va esattamente nella direzione contraria a quella che diceva il consigliere Pan, perché poi se non gli do il permesso di soggiorno umanitario queste persone entrano in clandestinità e quindi aumento la percentuale di persone straniere che stanno in questo paese in maniera irregolare. Ma del resto cosa più di questo mi aiuta nella strategia di comunicazione della criminalizzazione? Perché ci conviene avere più clandestini, così abbiamo i campanelli a cui andare a citofonare. Non risolve neanche il problema tagliare i costi di gestione dei centri accoglienza, perché se taglio i costi di gestione faccio il post su Facebook in cui scrivo che anziché 35 euro ne spendo 25, ma quei 10 euro in meno sono quelli che mi obbligano a tagliare i costi dell'educazione, dell'inclusione, della capacità di costruire cittadinanza.
ma a me interessa che siano clandestini e non integrati, perché sennò su cosa costruisco quello che ho da dire? E chiudo. La politica del respingimento è illegale in Italia come è illegale in Bosnia. Ora, noi su questo una posizione è giusto che la prendiamo verso le nostre coscienze e verso la responsabilità politica che noi abbiamo. Quindi io Consigliera, penso... la invito a stringere, la ringrazio. Assolutamente, mi scusi Presidente, ringraziando nuovamente i consiglieri che hanno presentato questa mozione, che non solo noi dovremmo esprimere solidarietà, ma dovremmo anche avere l'onestà e la coscienza di affrontare con serietà, a maggior ragione adesso che avrete anche responsabilità di governo, il grande problema dell'immigrazione.